Prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 7.500 euro nella carriera. In 8 al via, una Cordef, 2 Selina LP, 3 Callas, 4 Cometa LL, 5 Calliope Trio, 6 Carbonia, 7 Celeste K, 8 Cinzia. Autostart che va per staccare, problemi per Celeste K. Si parte con Selina LP che scavalca Cordef all'esterno Cometa LL, la quale però sembra costretta a rimanere all'esterno, cerca posto lungo la corda Salvatore Valentino, galoppa Selina LP lungo la prima curva e allora Cordef resta al comando nei confronti di Cometa Numero LL. 2 Selina LP squalificato. Terza posizione Cinzia a precedere Calliope Trio, quindi ancora Carbonia alla retroguardia Callas. 14,5 per i primi 200 metri di corsa e Cordef si è ritrovata al comando, 29,7 per il primo quarto di gara. Sulla curva di sinistra mossa esterna da parte di Cinzia che cerca di portarsi a lato di Cordef, la quale continua a guidare il pelotoncino. In seconda posizione sempre Cometa LL, Carbonia che muove al largo e va a fare la seconda pariglia stampando alla corda Calliope Trio alla retroguardia Callas. Davanti alle tribune in vantaggio Cordef con Cinzia all'esterno e Carbonia che guadagna lungo la pariglia. Poi ancora Cometa LL e Calliope Trio, il primo giro in meno di un minuto. Mantiene ritmo allegro Cordef che continua a governare la corsa dalla testa. 1.14.8 il primo chilometro di Cordef che è in vantaggio nei confronti di Cinzia che si impegna al largo, Carbonia che aspetta ancora in pariglia, poi Cometa LL e Calliope Trio chiuse lungo la corda, cerca di allungare ora Cordef per mettere in difficoltà Cinzia che peggiora sensibilmente di camminata, non riesce a venire via Carbonia, segue la leader solo Cometa LL, sta guadagnando terreno Cordef che cerca di fuggire da Cometa LL, da Carbonia che prova a venire ora in terza ruota, l'ultima curva passata in 15, Cordef in vantaggio nei confronti di Cometa LL, prova ad arrivare Carbonia, Cordef che ha guadagnato margine importante da Carbonia che cerca di arrivare, poi Calliope Trio in open stretch, ma Cordef se n'è andata per tempo e vince comoda nei confronti di Carbonia, mentre per il terzo è Calliope Trio per le vie brevi. 2 minuti il totale, 1.14.7 il ragguaglio cronometrico, il successo di Cordef, Andrea Farolfi, Walter Zanetti per la scuderia Gardesana, il successo della figlia di Moses Rob che porta a casa il percorso di testa dopo essere rimasta seconda alla corda in partenza. L'errore di Selina LP le ha spianato la strada per un percorso da battistrada. 1.6.5 l'ordine in numeri, molto probabile della prima corsa dall'Arcoveggio di Bologna.